Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, l'appuntamento del martedì 19:30-20:30, registrato. Vi ricordo che la puntata è registrata un paio d'ore prima. Ricordo ancora una volta i numeri per mandare i messaggi che verranno letti la volta successiva: 345 334 1171, oppure mandare le email al sindaco risponde @gruppo7.com. Tra l'altro vi ricordo siamo anche sulla piattaforma di Facebook, potete seguirci anche e mandare i messaggi anche da quella piattaforma sulla pagina di iReporter. Con la siccità, come siamo messi ieri, aveva piovuto un po' e sono tolto un po' di polvere, qualche un po' di polvere l'ha tolta, no? Sotto questo punto di vista almeno un pochettina. Mi hanno detto che bisognerebbe che piovesse un mese per raggiungere il livello delle falde, per cui siamo in grosse difficoltà che speriamo di superare. Ma io penso sarà molto difficile perché non è prevista pioggia, oppure come ieri, insomma, in maniera banale. Per cui quantomeno ha tolto un po' di polvere. Per carità, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Per cui siamo molto preoccupati. Ad esempio abbiamo stanziato una somma abbastanza importante per pulire tutti i fiumi, in modo tale da prevenire, perché qua non sai se ci sarà aumento delle zanzare, western eye, topi, diventa difficile, muoiono pesci, è un grosso problema. Per cui bisogna che siamo responsabili tutti, non sprecare l'acqua, dobbiamo stare attenti perché la risorsa è importantissima. C'è stato giustamente, abbiamo fatto un'ordinanza come comune, ma in seguito all'ordinanza del Presidente Zaia, per cui ho detto anche a tutti i miei colleghi in provincia di fare un'ordinanza in maniera da sensibilizzare le persone. Non è una cosa che avremo per sempre in continuazione. Siamo abituati a aprire il rubinetto e non c'è problema. Molte nazioni, molte persone, per molte persone non è così, per cui bisogna stare attenti. Purtroppo poca neve. Poca pioggia, capita questo. C'è un piano di emergenza fatto dalla Regione in cui ha coinvolto ERA per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua. Può essere che venga anche rallentata la distribuzione, vediamo come va, speriamo che migliori, però non credo. I prossimi studi dicono che purtroppo siamo in grande difficoltà. Vabbè, speriamo che cambi qualcosa. Bisognerà fare la danza della pioggia come si faceva una volta. Senta Sindaco, è tantissimo che non le faccio questa domanda che è inerente poi tra l'altro alla sua prima campagna elettorale, quando è stato candidato sindaco, e anche la seconda, che riguarda l'Arcella. L'Arcella l'avete sistemata, l'avete rimodernata, avete cercato di togliere un po' quel mito che viene detto, quella percezione che in quella zona di Padova non si va bene per via che è una zona multietnica. Come stanno andando oggi le cose? Se ci sono ancora le problematiche, se state cercando di risolverle? Ho visto che state costruendo un parco nuovo, insomma c'è del movimento in quella zona. L'Arcella è cambiata in maniera radicale, in maniera importantissima. Ognuno parla con gli arcellani e è soddisfatta. È una città, nella città sono 40.000 abitanti. Abbiamo messo tutto a LED. Hanno fatto porta a porta i rifiuti, con qualche inconveniente sui grandi condomini che stiamo cercando di sistemare. Sarà sistemato, come ho detto prima, con Figliacchi, sia parte storica sia parte posteriore, che per quanto sarà fatta una scuola. L'area Valle è stata acquistata con risorse proprie e stanno lavorando per trasformarlo in un parco. Per cui l'ex CONI, un'altra cosa, Piazza dei Giuri d'Italia, diventa veramente, è una città, 40.000 abitanti, è vissuta proprio in maniera positiva perché ha tutti i servizi, passa il tram, non ha niente che manca, una percezione dell'insicurezza non c'è più, credo che risulta, anzi diciamo che... Più o meno vicino alla stazione, insomma, dietro. No, con la nuova stazione che sarà fatta cambiare ulteriormente. Sì, ma parliamo di oggi, la nuova stazione... 6 anni. Mi scusi se la interrompo, quando mi dice nuova stazione sarà pronta fra 10 anni la nuova stazione? 6, 7. Più o meno poi i tempi si allungheranno. Sì. Però il problema è adesso, non fra 6-7 anni. Non c'è nessun problema adesso. L'Arcella sta andando benissimo. No, l'Arcella si parla dietro la stazione che c'è un po'... non è che si possa camminare in maniera sicura la sera. Io sì, non so lei.
dalla parte dietro lei, perché era un uomo coraggioso molto No, ma sai, avevamo dei pregiudizi grossissimi. Quando vediamo un ragazzo che magari il colore scuro, subito prendiamo paura. No, ma può essere che di colore bianco, non sto guardando il colore. Sono pregiudizi che capisco, gli anziani come lei possono anche avere questi problemi, ma solitamente no. No, non l'ho mai vista però passare di lì alla sera a piedi. Io passo per tutta la sera a piedi. Parte, però tutto l'Arciale insomma cambierà ancora qualcosa lì? Sono aumentati i prezzi degli immobili, non ci sono più immobili da vendere o da affittare, sono aumentati i prezzi del 20%. Per cui veramente è una città nella città, ha servizi, ha qualsiasi cosa. Per cui pensate, è una cosa importantissima avere tutti i servizi all'interno di una piccola città, 40.000 abitanti, una grande città alla fine. Per cui siamo soddisfatti, non c'è più la percezione dell'insicurezza che è stata venduta sempre come insicurezza, città che non multietnica, spacciatori, sto dicendo che non c'è più niente assolutamente, ma un po' alla volta abbiamo migliorato tutto anche come sensazione, molto grazie alla polizia locale, grazie alle forze dell'ordine, grazie al lavoro sociale che è stato fatto in illuminazione, grazie alla polizia che io sono soddisfatto e quando passo per la sera la maggior parte delle persone sono soddisfatte, sono contente. Hanno aperto attività economiche. E con la droga come siamo messi? La droga purtroppo abbiamo un problema generale, quando dicono Padova capitale della droga, non è assolutamente vero, purtroppo in tutte le città c'è questo problema. Ad esempio noi abbiamo fatto una cosa molto positiva, vi ricordate i giardini dell'Arena? Che una volta non si poteva passare, era pericolosissimo perché c'erano venditori di biciclette rubate, spacciatori. Adesso è diventato un posto meraviglioso in cui a Natale è fantastico, con tutte le luci. No, anche adesso è bello. Abbiamo messo anche pista di pattinaggio, adesso è bellissimo perché... Poi specialmente quando verrà terminato di là del ponte Piazzale Boschetti, che anche lì probabilmente ci vorrà un po' di tempo, diventerà proprio un posto fantastico. È molto, anche perché il parco è unito, per cui è molto bello. E lì le palazzine quando inizieranno i lavori di Piazzale Boschetti, Sindaco? Le palazzine? Le palazzine sono private, per cui io penso il proprietario ha molta urgenza, se c'è stato qualche problema io penso che alla volta di settembre cominciare i lavori. No, perché qui purtroppo i lavori sono sempre in tutte le cose, ci vuole sempre un tempo indeterminato nel pubblico, è sempre una difficoltà. E che Padova è una città veloce. No, ma davvero, ma molto probabilmente ha ragione, però ci vuole sempre molto tempo perché c'è chi fa ricorso, chi fa il TAR, non va bene questo, l'opposizione contesta. Prima di terminare un lavoro qui ci vuole davvero, parlo in Italia e anch'io mi ero illuso inizialmente di fare presto le cose, non è così. Sono anche aspetti burocratici, sono aspetti legali, bisogna stare attenti, inquinamento, sono tantissime cose che ho imparato a conoscere. Però dico, delle cose si fanno con tanto tempo, però alla fine vengono fatte, questa è la cosa importante. Ma tantissime cose, se passiamo indietro e facciamo l'elenco delle cose fatte, uno pensa sempre alle cose da fare, giustamente, anche per me è così, però tante sono state fatte. Le volevo chiedere l'ultima velocemente, perché leggevo proprio l'altro giorno sul giornale che sono spariti gli artigiani. Già è una difficoltà enorme a trovare la manodopera e sono spariti gli artigiani. Sono spariti perché ovviamente la produzione è meglio piuttosto che aggiustare, andare a comprare ovviamente un elettrodomestico nuovo che risparmi, però questo comporta che non ci sono elettricisti, falegnami, chi pulisce le caldaie e tant'altro. È un problema nel futuro, Sindaco? O sarà un problema? È un problema anche oggi, perché gli artigiani è un mestiere difficile per fare l'artigiano, perché vuol dire avere competenza, vuol dire avere capacità, vuol dire che ci vuole tempo per imparare. Quando un falegname è bravo, un elettricista è bravo, un idraulico è bravo, lo ottieni come un amico perché è importante e prezioso. Non è facile trovare artigiani. Però devo dire che Padova, insomma, non c'è questo problema. In prospettiva del futuro, ma seconda generazione, terza, non è facile trovarla. Infatti devo dire che le associazioni in categoria stanno facendo corsi di formazione, stanno cercando di portare innovazione per quanto riguarda tutte le categorie. E Padova è abbastanza tranquilla, anche le associazioni in categoria
importanti, stiamo facendo educazione e formazione. Va bene, siamo in chiusura, ovviamente avrei altre domande però non c'è tempo, lo faremo sicuramente la settimana prossima. Vi ricordo i numeri per mandare i messaggi: 345 334 1171 oppure le mail sindacorisponde@gruppotv7.com. Potete mandare tutte le settimane, noi li leggeremo in studio del sindaco la settimana prossima, perché ovviamente, come ricordavo prima, questa puntata è registrata un paio d'ore prima. Grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata. L'appuntamento è con martedì prossimo, vi lascio con la programmazione di TV7, l'informazione e poi i grandi film. Buona serata.